Benvenuti alle Castellet. Abbiamo attraversato l'Atlantico per il Gran Premio di Francia 2018. L'ultima volta che si è corso al Paul Ricard, Alain Prost ha ottenuto la vittoria numero 100 per la Ferrari, nonché la 42esima della sua carriera. Parliamo di 28 anni fa, quando metà dei piloti oggi in griglia doveva ancora nascere. Oggi vedremo chi lascerà il segno. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position e Kimi Raikkonen completa la prima fila. In griglia, vediamo se qualche penalità, speriamo. Comunque nel prossima gara andiamo al 95. L'uomo della pioggia. Ah no, non ho preso una posizione penalità per Ricciardo, godo. Quindi dal prossimo video, la prossima gara 95% e non più 90%, quindi grande culo. Completa la griglia. Perché vedo che stiamo ambientando comunque bene, però ripeto, in gara è stato un altro discorso perché non lo so, un giro secco è una cosa. Ok, sì, andiamo di questa, tranquilli, 27 giri, mettiamo 28 e 5. Non è prevista pioggia e speriamo bene, ragazzi. Andiamo. Ultima gara a 90% a 90 di difficoltà. Scusate per la traiettoria che ci sarà in questa gara, ma non capisco niente, devo allenarmi bene, ho fatto solo le prove libere, ma secondo me è fatto malissimo sul circuito. Collisione con Magnussen, porca addirittura perdiamo la posizione. Adesso fai attenzione ai possibili rischi. Speriamo di riuscire a fare qualche punto qua, ma non sarà facile, la qualificazione non è andata neanche male, ma è un giro. Una posizione persa. Ok, non mi capisco un po' perché sennò, ragazzi, c'è tutte queste linee blu, secondo me non ti fanno capire niente, cioè non mi piace minimamente sul circuito. E dopo qua la chicane, cioè dove devo cazzo, cioè sembra che devi girare prima, porca miseria. Cioè mi dispiace anche a me mettere la traiettoria per questa gara finché non imparo, cioè devo farlo perché sennò ciao. Scusate, ecco. Cerco di andare fuori, molto bene. Comunque raga, ho fatto un azzardo che secondo me lo sto già pagando adesso, cioè quello di cambiare nella prossima gara i componenti. Non tutti ma qualcuno, però guardate com'è il motore. È già al 72% una parte. Delle parti anche più importanti forse, nel senso ho provato e ho detto questa è una gara che è un po' così, secondo me la sto pagando però perché no, cioè meno Magno se vorrei superarlo, grazie. Ok, vediamo se riusciamo a superare Magnussen nel prossimo laps. Dai che lo possiamo superare Kevinone. Dai che andiamo, dai che andiamo. Dai che non stiamo girando proprio iper male, però decimi siamo, 11esimi, ripeto. Il Canada è stata una sorpresa incredibile, ha molta fortuna, 2 safety car, tanti incidenti, ma se no raga era impensabile arrivare quarti, che ne è stato un episodio. Comunque la prossima gara vai di 95. Mamma che fatica, ragazzi, abbiamo lasciato andare Grosjean, ma Magnussen non lo prendiamo. Magnussen non si prende, questa è la dura legge di F1 oggi qui al Paul Ricard. Siamo abbastanza vicini, però non possiamo provare l'attacco qua, forse qua sì. Grandissima mossa di Veneziano che si appiglia la 10ª posizione, un punticino che mi andrebbe anche bene raga qua sinceramente. Mi tocca usare addirittura la traiettoria ideale perché ripeto non lo capisco sul circuito, mai fatto, nuovo, ma è difficile da interpretare secondo me. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, Cioè, monteremo gomme morbide. Poi c'è strategia pazza di Veneziano. Ma cioè, mi distraggo troppo nel vedere ste linee, ripeto.
e soprattutto vie di fuga un po' ovunque. Se mi tocca frenare troppo prima. Stiamo neanche girando male stiamo adesso. monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Miseria. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Ecco qua, questa per esempio è la più difficile senza traiettoria, almeno per chi come me ha bisogno di più tempo per imparare. Cioè, ripeto, ho fatto le 6 test delle prove libere e la qualifica, basta. Sinceramente, vedendo la gara ho detto forse è meglio optare per la traiettoria. Però poi questa è la mia dimensione, qua siamo come al solito. Ripeto, il Canada, piacevolissima sorpresa, ma non sarà la realtà purtroppo, come è normale che sia anche, nel senso che ci sta. L'ultima curva la odio, ragazzi, è ufficiale. Ti consigliamo di passare al Mix 2, carburante al Mix 2. Adesso siamo anche con miscela standard. Poco ritmo al polo Ricard. 0 ritiri per il momento. Ma tra motore usurato, gara che non si capisce niente. Il distacco dalla vettura davanti Non è è facile. 2,2 secondi. No, mamma mia. Meno male che meno Ocon è dietro. E anche Leclerc, bene, bene. Tanto battaglia davanti. Siamo anche in fase di risparmio di Hers. 2 secondi da Alfonso. Comunque la macchina ha già fatto dei bei miglioramenti, con lo sviluppo. Quest'anno è più bello sviluppare, c'è più possibilità, poi ogni anno cambia il regolamento, quindi magari il prossimo anno non potrò più sviluppare aerodinamico, che ne so, aerodinamica spero di no comunque. Dove sono messo peggio. Stiamo raggiungendo un punto pericoloso con l'usura di Addirittura. MGUH. Il surriscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto Ho controllo. qualcuno di problemi perché sto recuperando nonostante i giri normali. Infatti qualcuno va già ai box. La finestra del pit stop è aperta. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Ecco. Devo rasbare proprio adesso, evviva! Vado subito ai box per non perdere troppo. E adesso vediamo con la mescola più dura cosa combiniamo. Di solito quella è la mia mescola, le morbide è la mescola preferita del Kuma e della Sauber, vedremo. Vedremo raga. Però la traiettoria è fondamentale per me in sta gara, ripeto. Anche con la traiettoria a volte faccio fatica a capire. Scrivetemi se anche voi avete un po' di difficoltà su tracciato, insomma, indipendentemente dal fatto che che è una new entry nel mondiale. Secondo me layout qua anche del fuoripista non è fatto bene, nel senso come la realtà, però non lo capisco. Fermati ai box. Sì, lo so. Stiamo dando tutto noi, questo è l'importante. Fino a quando noi diamo tutto va bene. Bruttissima sta curva. Magnussen è vicinissimo. Maledetto. Devo assolutamente andare ai box perché non sento più la macchina. Ok. Siamo andati ai box. Veloci però veloci.
Dai però, ma dai, ma che palle. 19esimo, ho perso 2377 posizioni. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Che disastro, che disastro. Ho paura che oggi non andiamo neanche a punti. Ascoltate il Kuma. Se saranno colpi di scena, safety car magari appena metto di nuovo le ultra soft. Oggi ci sogniamo anche i punti purtroppo. Il motore sembra in cattivo stato. Preparati a un calo della potenza. Sbagliato. Weekend per il momento da dimenticare. Ho perso almeno 3-4 posizioni, questa è la mia sensazione. Dobbiamo tanto allenarci qua perché è veramente un tracciato insidiosissimo. Cerchiamo di riprendere un po' di benzina, tanto Charles Leclerc ai box. Charles deve fermarsi. Tanto giro record di Vettel, anzi di Ricciardo adesso. Comunque girano 2 secondi più veloci di me, quindi non anni luce. Attenzione a Leclerc, ma il Kuma se lo pappa Charles. Ma vaffanculo Leclerc, perché mi deve sempre colpire, oh maledetto. Però gli altri sembrano irraggiungibili, siamo 17esimi per il momento. Gara da dimenticare, adesso perderò moltissime posizioni. Però non potevo tenere tutta la gara così, fuori Ocon e Alfonso. Finiremo la gara molto male. Vai. Pronti, vai. Siamo 13esimi, 14esimi. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. 14esimi. Però con le ultra soft Alonso lo superiamo sicuro. Ma in zona punti non ci andiamo. Neanche se vuoi purtroppo. Questa è la sacrosanta realtà di una gara che non mi piace. E che non si capisce neanche un cazzo, a mio modestissimo parere. La carica della batteria è a posto, aumentiamo l'erogazione delle RS per migliorare il volume si alza da solo, oh, ma che cazzo vaneggi del gioco. Van Dorn superato, Alonso con fuori, il Kuma 13esimo. No good, no good. Adesso però Gasly è molto indietro. Non lì 14 secondi, anche se abbiamo la mescola migliore non li recuperiamo neanche se vuoi. E comunque siamo 3 posizioni sotto la zona punti. Male. E vabbè, dopo la super gara canadese ci sta. Comunque, come già detto, alziamo a 95 la prossima gara e vaffancuore. Proviamo a fare un buon giro. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è... Ho recuperato anche un secondo, secondi. Ma dovrei fare un miracolo sportivo che non ho il talento e la bravura per poterlo fare. Vedremo. Cosa riusciamo a combinare. Potremmo provare anche il fastest, magari, chissà. Proviamoci. Proviamo a fare il fastest.
Il turbocompressore è agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Anche il motore sbagliato comunque sta influendo purtroppo. Ha fatto un azzardo troppo grosso a tenerlo anche per questa gara. Vabbè, pazienza, è andata così, dai. L'è andata così. Il distacco dalla vettura che ti precede mi ha è recuperato 9,9 tantissimo secondi. però, da 13 secondi, 4 secondi recuperati. Non è finita, raga, non è finita se continua così. Ok, il distacco da quella dietro è 3,8 secondi. Dai, un po' di soddisfazione. Prima di fare il giro record della gara sarebbe bello, la vedo duretta. Sarebbe bello almeno ottenere il fastest lap, però speriamo, dai. Comunque gli ho mangiato già 11 secondi a Gasly in 3 giri. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 8,1 secondi. Dai che magari almeno Gasly lo prendiamo. 2 ritiri davanti, attenzione, no! Ci ho sperato. Ho sperato in qualcosa. Mi suona per un attimo la bandiera gialla. Vediamo se almeno Gasly riusciamo a Abbiamo prenderlo. carburante a sufficienza per altri 3 giri. Gara però da dimenticare. Dopo l'incredibile quarto posto canadese, una delle gare più favorevoli per il talentissimo. Distacco dall'auto dietro, 7,8 secondi. Gasly i nostri errori. Ah. Brutto errore qua. Mamma mia, sta gara non la odieremo per un bel po', penso, io ve lo dico. Alcune informazioni su Hartley. Ha riscontrato una sorta di di problema meccanico. Cheolaps remaining. Cheolaps. Non vedo l'ora di cambiare sto cazzo di motore. Dai, almeno Gasly. Dai, come tira fuori dal cilindro qualcosa. Dodicesimo è meglio di 13esimo. Dai. Ciao Gasly. Almeno Gasly l'abbiamo superato. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sei all'ultimo giro. Dai che forse il fastest arriva, forse. Sarebbe una bella soddisfazione. È paradossale in una gara dove siamo scarsissimi. Ok. Vabbè, fuori dalla zona punti. Come a Baku. Tanto vince il Bibitaro.
Ha vinto il Bibitarus. Forse anche la strategia è errata, tutto errato oggi. E finisce qua la gara ormai. Un po' di delusione nel volto di Veneziano. Dodicesima piazza. Ok, prendi la gomma e portala a Sì, casa. vaffanculo. Oggi... Ed eccoli che salgono sul podio, da qualsiasi parte nel mondo. Le bandiere con il cavallino rampante sono ovunque. Bravo Vettel. Vediamo la E classifica. ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Non è stato il Noi weekend ottavi. migliore per il leader del campionato, che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Bella Luca classifica Filippi, costruttori, secondo te sesti. chi è il pilota del giorno? Senza dubbio. Vaffanculo però dai, cioè... Non puoi fare ste gare. Una prestazione incredibile, immagino sarai Ma soddisfatto. cosa? Diresti che il tuo rivale è ancora ai tuoi livelli? Certo che no. Ocon, è Boggio pilota. Oggi c'è stato qualche piccolo scontro. Di chi è la colpa, secondo te? Kevin. Ti ringrazio. Ciao, ma mangiami sto pippone però. Vabbè, vediamo quale rivalità. La rivalità vinta con Ocon. Yahoo! Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!